Redazione di Antena 3 Nord-Est, buongiorno, ben ritrovati in diretta come sempre, lo saremo almeno fino alle 13:30, dopo di noi lo speciale agricoltura e poi il grande cinema di Antena 3, dunque davvero un sabato ricco di contenuti. Noi partiamo subito con Roma, perché in realtà oggi è indetta la grande manifestazione per dire basta alle morti bianche, basta agli infortuni sul lavoro, e sapete che tra pochi giorni sarà la giornata nazionale per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Noi andiamo da Mauro Visentina, segretario generale della CGIL di Treviso, da questa mattina appunto nella capitale insieme a tanti altri. Eccole qui, queste sono le immagini che arrivano direttamente da Roma. Il grido è adesso basta, e anche la Marca l'ha voluto portare a Roma. Mauro, io so che lei è collegato con noi al telefono, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Ecco, stiamo vedendo, Mauro, le immagini sono tantissime, le bandiere. Quanti sarete stati più o meno, quanti siete oggi a Roma? È difficile di fare una stima adesso, diverse decine di migliaia senz'altro. Dalla provincia di Treviso, solo della CGIL, siamo partiti in 600 con i pullman e con i treni, per cui dal Veneto qualche migliaio, per cui credo che sia una manifestazione che è stata veramente molto partecipata. D'altra parte i temi sono temi importanti, temi che non possiamo lasciar passare sotto silenzio. Torniamo a portarli in auge questi temi, e purtroppo lo facciamo anche noi con le cronache che ci restituiscono sempre notizie pesanti sul fronte del lavoro. Non è cambiato nulla, Mauro, voi state gridando anche questo oggi a Roma? Sì, assolutamente sì. Il tema degli infortuni sul lavoro è un tema che purtroppo continua a essere agli onori e alle cronache, come si dice in questi casi. Purtroppo non sono onori positivi, chiaramente, e noi denunciamo il fatto che si sta facendo poco o addirittura nulla rispetto al problema degli infortuni sul lavoro. Denunciamo anche che il tema viene accentuato negativamente dal sistema degli appalti e dei subappalti, che trasferiscono sempre alla parte più debole, la parte che fa il lavoro e che incassa dopo della figura della struttura appaltante, che incassa il compenso e che con un compenso ridotto deve garantire il lavoro e deve garantire la sicurezza ai lavoratori, e molto spesso questo non succede, per cui non si osservano le misure di sicurezza, ma soprattutto non si fa la formazione e non si costruisce quella cultura della sicurezza che serve proprio perché si possa ritornare a casa alla sera come si è partiti alla mattina in maniera incolume. Senta, come sindacati siete uniti? C'è anche la politica oggi con voi? Sì, sono alcuni, siamo uniti, c'è la CGIL, c'è la UIL, ci sono diverse associazioni, diversi partiti che stanno sostenendo la nostra battaglia, anche perché l'altro tema che sostiene e che viene portato in piazza oggi è il tema legato alla sanità e alla difesa del Servizio Sanitario Nazionale. Anche questo saccheggiato in maniera indecente da parte della politica, senza provare a trovare delle soluzioni che siano soluzioni che possano garantire un servizio sanitario che sia degno di questo nome, e soprattutto che sia un servizio pubblico e garantito a tutti quanti. Questo è l'altra questione che noi portiamo in piazza, e che è una questione che ogni cittadino può misurare in ogni momento quando ha bisogno della sanità e della sanità pubblica. Senta, grande assente la CISL.
La CISL ha scelto in questa fase di fare un altro percorso che noi ovviamente rispettiamo ma non condividiamo. Io credo che dovremmo ricercare un terreno comune e il 1° maggio sarà uno di questi momenti dove saremo in piazza assieme a Monfalcone con la manifestazione nazionale, un terreno comune perché i problemi sono comuni e le soluzioni devono essere trovate assieme, anche perché il mondo del lavoro, quando si è diviso, ha sempre arretrato, ha sempre perso qualche diritto per strada, per cui l'utilità è quella di essere assieme e di provare a spingere assieme su temi che di fatto condividiamo, perché le piattaforme sono le stesse. È fatica stare in piazza, è fatica a scioperare, però è anche così che si porta all'ordine del giorno e si mette sotto la discussione e gli occhi di tutti, dell'opinione pubblica, e in particolar modo la necessità di intervenire in maniera urgente. La politica deve fare questo e credo che non possiamo più attendere. Grazie a Mauro Visentin, buona manifestazione, ricordo lo slogan "Adesso basta", grazie al segretario della CGIL Trevigiana, buona giornata Visentin. Grazie a voi, buona giornata anche a voi. Arrivederci. Allora restiamo in tema, l'infortunio mortale alla distilleria Nardini, ricorderete tragedia del 2017 in tribunale, ieri la sentenza, condanna ad 1 anno e 4 mesi con la sospensione della condizionale per il titolare Angelo Nardini ed il direttore Andrea Manzoli. 2 condanne e una assoluzione. Si è concluso il processo per la morte di Lorenzo Brisotto, 49 anni, trevigiano, che lavorava presso le distillerie di Monastier. Una tragedia avvenuta nel settembre del 2017 nella fabbrica di via Pralongo, una succursale della sede operativa della Nardini Grappa di Bassano. La vittima, secondo gli accertamenti della procura, morì a causa delle esalazioni delle vinacce mentre lavorava all'interno di uno dei silos. Il dipendente, soccorso dai colleghi, venne rianimato sul posto e poi trasportato d'urgenza in ospedale. Rimase in fin di vita per qualche giorno. Il decesso avvenne a causa dell'intossicazione dai vapori. Per questo infortunio sul lavoro furono indagate 3 persone. Ora è arrivata la sentenza. Condannati per omicidio colposo e mancato rispetto delle norme sulla sicurezza a 1 anno e 4 mesi il presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante Angelo Nardini ed il direttore dello stabilimento dove avvenne la tragedia, Andrea Manzoli. Assolto invece il responsabile della sicurezza, Renato Mazzeracca. Presenti in aula la moglie e la figlia della vittima. Ora si attendono le motivazioni della sentenza, poi con tutta probabilità i legali di Nardini e Manzoli presenteranno il ricorso in Corte d'Appello. E a proposito di morti sul lavoro, tra pochissimo ci collegheremo con Ponte San Nicolò nel Padovano. In questo momento si stanno svolgendo i funerali di Adriano Scandellari, una delle vittime della tragedia di Suviana. Ma prima vedo già collegato il nostro Daniele Garbin. Siamo a Schio nel Vicentino per una rapina. Eccoci Daniele, buongiorno. Sì, buongiorno Anna, buongiorno a te e anche ai telespettatori. Effettivamente ci troviamo a Magrè, che è una frazione del comune di Schio, alle mie spalle proprio l'edicola che è stata rapinata giovedì in tarda serata da un maldivente, un ragazzo sembra giovane intorno ai 20 anni che è entrato travisato, insomma con una felpa e una sciarpa, e armato di coltello ha minacciato il titolare, che era solo presente, il signor Enrico Cavaliere, che in quel momento proprio stava quasi per chiudere, ecco. È stato sorpreso e soprattutto è stato minacciato, insomma gli ha chiesto di dargli l'incasso, un taglio soprattutto in denaro, dai tagli piccoli, 5-10 euro, poi alla fine anche ha voluto tutto quelli da 20. In un primo momento il tabaccaio ha consegnato il maltolto, il mallopo, ed è praticamente rimasto impietrito. Il ragazzo invece è uscito, vedete proprio dall'uscita dalla tabaccheria, e si è avvicinato in quest'angolo, quello con via Ariolo, dove
aveva parcheggiato una bicicletta. In quel momento il tabaccaio non ci sta, ha reagito ed ha inseguito il ladro e urlando, facendosi di farsi restituire la refurtiva, l'ha preso per un braccio, c'è stata una piccola colluttazione, il tabaccaio è caduto a terra, si è anche fatto delle lesioni per fortuna leggere, e una parte del malloppo è finito a terra. Comunque il ragazzo ha fuggito, insomma in questo momento è caccia all'uomo. I carabinieri che sono intervenuti poi stanno ancora cercandolo, in qualche modo pare che siano riusciti a identificarlo, perché la bici era stata rubata poco prima e i proprietari della bici hanno saputo dare delle indicazioni di chi potrebbe essere questa persona. Questa mattina abbiamo visto che è un continuo via va in questo posto che generalmente è tranquillo, insomma non succedono spesso fatti del genere, ha destato molta preoccupazione e soprattutto abbiamo visto proprio le persone entrare, dare solidarietà al signor Enrico, che nonostante tutto oggi è ancora presente al lavoro, nonostante l'acciacco e quello che ha ricevuto. Paura tanta, ecco, questo sì, però non ha impedito la reazione. Noi l'abbiamo sentito poco fa, ecco, quindi io lancio la sua intervista e con questo restituisco la linea allo studio. Non era mai successo, è entrato questa persona con il coltello, è subito venuto dietro al banco, si è fatto consegnare i soldi dell'incasso. Quando è uscito poi l'ho rincorso gridando praticamente soccorso. Quando ha girato l'angolo, ha inforcato la bicicletta, ho preso un po' di coraggio, l'ho rincorso, ho preso la bicicletta, in quel momento siamo caduti, io ho avuto un po' di ammaccature e lui in quel momento in cui è fuggito ha perso una parte della refurtiva ed è fuggito a piedi. È intervenuto un ragazzo che abita lì di fronte a rincorrerlo, però so che non è riuscito a prenderlo. Ho chiamato subito il 112 e guarda, in 2 minuti erano qua, quindi hanno svolto un lavoro veramente, anche da quel che ne so, anche nei momenti successivi molto, molto buono, professionale. Senti una cosa, ci vuole coraggio comunque a reagire. No. Come è stato? Quei momenti lì le racconti? No, allora, per quel che mi riguarda io sono stato sempre tranquillo. Diciamo che un po' il giorno dopo, ripensandoci, è stato un discorso un po' diverso a livello di tensione, però in quei momenti lì sono stato tranquillo e forse è quello che mi ha un po' aiutato anche a questa reazione insolita, però ecco. Lo rifarebbe? Non lo so, dipende dalla condizione. Sua moglie era preoccupata? Mia moglie è preoccupata e anche adesso è un po' di timore, per cui vedremo poi nel futuro come gestire meglio, sperando che non si ripeta chiaramente. Ecco, cosa cambia adesso per voi? Proseguite col solito orario o è un segnale di che cosa? No, un po' di attenzione in più per quello che riguarda la sicurezza, però non cambia niente, proseguiamo. Poi qui abbiamo un paese in cui, diciamo, posso dirlo, tutti ci vogliono bene, le persone ci sono vicine, Ecco, e abbiamo visto proprio questo, anche stamattina qui eravamo, sono avvicinati, una buona parola, insomma, cosa le dicono? Veramente, ma sono solidari, mi fanno coraggio, chiedono come sto, chiedono l'accaduto, ecco. Sappiamo che i carabinieri sono già sulle tracce del responsabile o il presunto tale. Sì. Gli auguro un buon lavoro ai carabinieri e soprattutto conto sull'operato poi della magistratura. E a proposito di magistratura, allora noi adesso andiamo dal nostro Christian Arboit a Treviso. Potrebbe davvero allargarsi a macchia d'olio quella che è stata una sentenza epocale, ovvero del fatto che gli autovelox in tangenziale a Treviso non sarebbero a norma, e ovviamente se si dovesse allargare a macchia d'olio questo potrebbe comportare anche l'annullamento di tutte le multe combinate anche da tanti altri autovelox uguali a quelli installati lungo la tangenziale di Treviso. Il legale da cui è partito tutto è ospite del nostro Christian Arboit. Christian, ti vediamo, buongiorno. Buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori di Antena 3 anche da parte di Tommaso Migot e Alberto Pivetta che stanno curando la parte tecnica.
Dici bene, un vero e proprio vaso di Pandora si è scoperchiato qui a Treviso, un vaso di Pandora che potrebbe avere un effetto di fatto tsunami su tutto lo stivale, lungo tutto lo stivale, e potrebbe coinvolgere potenzialmente migliaia e migliaia di autovelox. Questo significa centinaia e centinaia di amministrazioni. Qui con me c'è l'avvocato Andrea Nalesso, che è il protagonista di tutta questa vicenda, è colui che ha scoperchiato questo vaso di Pandora. Qualcuno già lo definisce l'avvocato del terremoto. Le piace come definizione, avvocato? Beh, no, è esagerata, perché in effetti c'era una situazione già sul tavolo dei giudici da diversi anni, quindi le autorità avrebbero già dovuto prenderne visione e prenderne atto. Allora, veniamo ai fatti e iniziamo dal 2020. Nel 2020 lei stava percorrendo la tangenziale di Treviso in direzione Paese, quando all'altezza di Sant'Angelo ha preso una multa. Sì, ho preso una multa per eccesso di velocità, è stata accertata una velocità di 96,4 km orari, considerando la tolleranza di 5 km ho sforato di 1,4 km il limite di velocità ivi consentito, però questa circostanza mi ha fatto pensare che se fosse opportuno verificare effettivamente la regolarità dell'accertamento. Proprio in quei giorni erano uscite già delle sentenze dei giudici di pace che riguardavano la regolarità e la mancata omologazione degli apparecchi, delle apparecchiature autovelox, e quindi ho approfondito la questione e ho ritenuto opportuno fare ricorso. Ecco, e quindi, visto che il diavolo si nasconde sempre nei dettagli, qui veniamo alla distinzione. La distinzione tra autovelox autorizzato, approvato, e autovelox omologato, quindi tra approvazione e omologazione. Sì, la legge prevede entrambe le procedure. L'autovelox deve essere preliminarmente approvato, ma che è una procedura, diciamo, propedeutica, direi pure superficiale, mentre ciò che conta e che attesta la regolarità tecnica, la precisione e l'affidabilità dello strumento, questo viene affidato a un procedimento di omologazione che deve essere autorizzato dal Ministero per lo Sviluppo Economico, e un procedimento che alla fine stabilisce se effettivamente lo strumento è in grado di accertare o meno la violazione dell'automobilista. E sia approvazione che omologazione sono procedure previste dal codice della strada, e non solo dal codice della strada, comunque sono previste dalla legge. Sì, sono previste dalla legge. Fino ad ora la situazione è stata sottovalutata. C'era stato un parere del Ministero dei Trasporti ancora diversi anni fa che ha ritenuto equipollenti le due terminologie, ma così non è. Così non è, perché la lettera della norma parla chiaro, le procedure sono distinte, autonome, e devono essere effettuate entrambe. Ecco, quindi entrambe sono condicio sine qua non, e la circolare ministeriale è solo una circolare di rango amministrativo che quindi confligge con quella che è la legge. Sì, la Cassazione sul punto è stata chiara, la norma di legge ha valore naturalmente superiore rispetto a qualsiasi altro provvedimento di tipo circolare o regolamentare, quindi senz'altro deve essere rispettata, e quindi le autorità si devono adeguare a questa disposizione. Allora, è la prima volta, e qui sta l'inghippo, che la Corte di Cassazione e le sezioni civili si pronunciano su una questione di questo tipo. È per questo che si è aperto questo vaso di Pandora. Non è che il punto non sia mai stato affrontato, è che stavolta c'è una sentenza del Supremo Giudice. Sì, ripeto, è da diversi anni che la questione è in ballo, diciamo. Sui tavoli dei giudici altri automobilisti hanno portato all'attenzione dei giudici questa vicenda, giudici di pace, tribunali locali. È la prima volta però che la Corte di Cassazione affronta direttamente la questione, anche se l'aveva affrontata in maniera, diciamo, trasversale, affrontando altre problematiche. Però direttamente era la prima volta. Questo, devo dire, non è merito mio, perché è il Comune che ha ritenuto di adire il Supremo Collegio per verificare effettivamente la regolarità dell'accertamento. Un boomerang sostanzialmente. Sostanzialmente un boomerang, sì.
Avvocato, come ci si sente ad aver scoperchiato per l'appunto quello che abbiamo definito un vaso di Pandora? Perché a questo punto ci sono migliaia di sindaci preoccupatissimi, e non solo sindaci, tutti gli enti gestori degli autovelox, perché buona parte degli autovelox in Italia sono soltanto approvati e non omologati. Sì, io non volevo scatenare nessun tipo di terremoto, non volevo creare questo pandemonio, a dire il vero, e mi auguravo che nel frattempo le autorità agissero di conseguenza, prendessero atto di questa situazione. Invece la situazione si è procrastinata senza interventi sul punto, e quindi questa è la conseguenza. Cosa si sentirebbe di dire a un sindaco, in particolare al sindaco di Treviso Mario Conti? Non mi sento dire niente, mi dispiace di questa situazione, vorrei che si risolvesse senza danni per nessuno, né per le autorità locali né per gli automobilisti. Tutto qua. Avvocato Nalisso, la ringrazio davvero per la chiarezza, è un nodo molto chiaro, però come potete capire da Treviso si apre un effetto domino. Anna, è tutto per il momento, dal cuore di Treviso con Tommaso Migotte e Alberto Pivetta per la parte tecnica, ti restituisco la linea. Grazie al nostro Christian Arboit. Allora un po' ripercorriamo questa vicenda, quello che è accaduto nel servizio realizzato dalla redazione di Treviso nel telegiornale di ieri. Vediamo. Autovelox in tangenziale, la Cassazione dice l'ultima parola, annullando la sanzione presa nel 2021 da un automobilista trevigiano che correva 97 km all'ora con il limite dei 90. Respinto ricorso del comune. Motivo: l'apparecchiatura utilizzata per rilevare la velocità è approvata ma non omologata. Una sentenza che allarma il comune di Treviso, come tutti gli altri che utilizzano questi autovelox, per il rischio di vedere annullate tutte le future sanzioni. Rischio che in un primo momento stamane aveva fatto ipotizzare lo spegnimento degli stessi autovelox. Nel pomeriggio, consultati i legali, la nota di Casugana: gli autovelox resteranno accesi, troppe ancora le variabili in gioco per prendere una decisione così drastica, anche perché l'eventuale notifica delle sanzioni potrebbe scadere, si legge, successivamente all'emanazione di ulteriori pronunce giurisprudenziali o auspicabili provvedimenti normativi o regolamentari. Insomma, sul nodo della contesa, e cioè la differenza tra approvazione ed omologazione, rimane ancora un'incertezza normativa che al momento non si sa a quali conseguenze possa portare, anche finanziarie, se si tiene presente che il solo comune di Treviso l'anno scorso ha incassato complessivamente 8 milioni di euro dalle multe. Una sentenza che ci preoccupa molto, una sentenza che ci impedisce di garantire la sicurezza stradale e limitare la velocità in quelle arterie che sono considerate più a rischio, una sentenza che però va analizzata in modo approfondito e che faremo nelle prossime ore, sovrapponendola anche con il nuovo codice della strada, e poi siamo pronti a chiedere un confronto col Ministero delle Infrastrutture per capire come si può agire per garantire i comuni che hanno già emesso un bilancio di previsione, garantire la sicurezza ai nostri automobilisti limitando la velocità senza incappare su altri ricorsi che creano burocrazia, perdita di tempo e anche un danno all'ente. Allora siamo in grado ora di collegarci con la nostra Valentina Visentini. Siamo nel Padovano, Ponte San Nicolò. Oggi l'ultimo saluto ad Adriano Scandellari, una delle vittime della tragedia di Suviana. Il funerale dovrebbe essere appena terminato. Valentina, confermi? Buongiorno. Sì, buongiorno, si è conclusa da poco la cerimonia, l'ultimo saluto ad Adriano Scandellari, vittima dell'esplosione della centrale idroelettrica di Suviana, un intero paese che si è stretto attorno alla famiglia. Lo vedete alle mie spalle, in tanti sono ancora qui, si sono soffermati sul sagrato della chiesa di Ponte San Nicolò, mentre il feretro si è allontanato accompagnato dai familiari per raggiungere il cimitero di Ponte San Nicolò. Un paese intero, perché come vedete il sagrato della chiesa era stato allestito anche con oltre 1500 sedie per dare e un maxi schermo per dare la possibilità a tutti di poter partecipare alle esequie di Adriano. Una cerimonia molto toccante, molto commossa, in primis Don Daniele Cognolato, il parroco di Ponte San Nicolò, che ben conosceva Adriano e la sua famiglia. All'inizio ha proprio letto un ricordo di Adriano, raccontando anche una particolare davvero toccante mercoledì, quando insieme alla famiglia
hanno chiuso il feretro di Adriano, salutando per l'ultima volta il suo volto. Un fulmine è caduto sul campanile di Ponte San Nicolò, mettendo fuori uso l'orologio che Adriano era solito sistemare. Questo è un racconto che è stato fatto all'inizio della celebrazione, celebrata anche da Don Leonardo Scandellari, che è fratello di Adriano. Nel Vangelo scelto, quello dei discepoli di Emmaus, il ricordo della personalità di Adriano, un uomo di grande ragione, molto scrupoloso, molto attento, pronto prima ad ascoltare e poi a parlare, a soppesare ogni parola prima di pronunciarla, ma un uomo anche di grande fede, perché il suo impegno nel volontariato nella parrocchia è stato ricordato in più occasioni durante la cerimonia. Infine, toccante la lettera scritta dalle due figlie minorenni di Adriano, che hanno voluto ricordare il loro papà. Sarà sempre vivo il tuo esempio, affettuoso e disponibile. Ci portavi in montagna per ammirare la bellezza del paesaggio, ma anche per farci passare la paura di affrontare nuovi sentieri. Siamo fieri di te e per la tua dedizione per il lavoro. Sentiamo già la tua mancanza e dei tuoi abbracci, del tuo profumo, ma porteremo sempre il tuo ricordo nel nostro cuore. Un impegno sul lavoro, quello di Adriano, ricordato anche dai colleghi. C'era anche una delegazione di Enel Green Power, per cui Adriano lavorava, era impegnato sia a livello nazionale che internazionale, e solo pochi anni fa aveva ricevuto anche la Stella al Merito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e insomma anche tante autorità presenti. C'era l'assessore regionale Marcato e l'assessore del comune di Padova Francesca Benciolini, che di Adriano Scandellari è stata anche compagna al liceo. Davvero una cerimonia molto toccante quella che si è vissuta qui a Ponte San Nicolò, con un'intera comunità che ha partecipato al lutto cittadino, caratterizzato anche dalle serrande abbassate di tutti i negozi, proprio in segno di rispetto per Adriano, una persona davvero stimata e ben voluta, che attraverso questi racconti anche noi oggi abbiamo imparato ulteriormente a conoscere. Da Ponte San Nicolò è tutto, linea allo studio. Grazie alla nostra Valentina Visentin. Questa sera nella telegiornale del Veneto le immagini e le interviste anche raccolte dalla troupe di Padova. Intanto vi do questa notizia perché resta in gravissime condizioni Stefano Del Piero, 49enne poliziotto delle Volanti di Treviso, residente a Pordenone, colpito da un malore nella notte tra mercoledì e giovedì. Appena finito il turno di lavoro l'ha trovato dopo qualche minuto il collega che era con lui in turno e che si era assentato per andare a fare rifornimento poco distante. È stato il primo a soccorrerlo insieme ad altri colleghi e a dare l'allarme al 118. Dopo lunghe operazioni di rianimazione il poliziotto è stato portato al Cafoncello, dove rimane ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. Un dramma inaspettato che ha profondamente scosso tutte le forze dell'ordine trevigiane. Il turno di pattuglia era andato bene, non c'erano state criticità particolari e l'orario di lavoro si era quasi concluso, mancava soltanto l'ultima formalità, ovvero la compilazione degli atti. Colleghi e conoscenti di Del Piero attendono notizie dall'ospedale trevigiano. La cronaca ci porta a raccontarvi di una rapina con sequestro ai danni di un 24enne. Volevano rubare il suo Apple Watch. Vediamo. La vittima racconta di essere stato invitato in questo appartamento di un amico comune per giocare alla PlayStation. In realtà, poco dopo essere arrivato, ha capito che l'invito era una mera scusa ed è stato immediatamente rinchiuso a chiave all'interno di una stanza, e i due aggressori hanno prima cominciato a insultarlo, poi le hanno minacciato con un coltello, minacciandoli di fargli il segno della Nike sulla guancia, e poi hanno cominciato a picchiarlo e a aggredirlo violentemente per oltre 3 ore, fino a rapinarlo dell'Apple Watch. È stato questo il modus operandi che ha portato la polizia di Pordenone ad arrestare un 22enne di Chions e un 23enne di San Polo di Piave, italiani e di origine marocchina, accusati di reati come sequestro di persona a scopo di rapina e tentata estorsione. Non contenti, i due avevano persino deciso di filmare il tutto per riavere il costoso orologio. La vittima, un 24enne di Pordenone, anche lui di origini marocchine, avrebbe dovuto pagare la somma
somma di 1.000 euro. I fatti, che risalgono allo scorso mese di novembre, sono avvenuti all'interno di un appartamento a Pramaggiore, nel Veneziano, a disposizione di un amico comune ai tre, risultato estraneo ai fatti. Spaventato dalle minacce che nelle settimane successive la coppia aveva rivolto, oltre che a lui, anche al padre e al fratello, il 24enne aveva deciso di trasferirsi fuori regione, una volta raccontato il fatto alla questura lo scorso mese di febbraio. È stata decisiva la denuncia presentata dalla vittima in questura e poi, grazie agli ulteriori accertamenti effettuati anche su alcuni dei testimoni dell'aggressione, siamo riusciti anche ad acquisire una parte del video che gli stessi aggressori avevano girato nei confronti della vittima, con cui hanno ripreso appunto alcuni momenti dell'aggressione. Le indagini eseguite dalla polizia, coordinata dalla procura, hanno consentito di acquisire ulteriori elementi fondamentali, come il riscontro derivante dalle utenze telefoniche degli arrestati. Il GIP del Tribunale di Pordenone ha disposto per i due la misura cautelare degli arresti domiciliari con l'installazione del braccialetto elettronico. Andiamo ora dalla nostra Anna Maria a Parisi, siamo nel Veneziano con i suoi ospiti. Continua ad essere sempre più desertificato il commercio a causa dello spaccio che imperversa proprio nella zona di Mestre dintorni. Anna Maria, la vediamo discutere non so con chi. Buongiorno Anna Maria, ti vediamo, sei in onda. Sì, no. Buongiorno Francesca e buongiorno ai nostri telespettatori e telespettatrici. Siamo qui con le immagini di Simone Merlo accanto alla sede municipale mestrina di Via Palazzo, eccola, questa alle nostre spalle, per parlare di movida violenta e selvaggia con un'aggressione che sarebbe avvenuta la notte di giovedì scorso proprio in uno dei bar di Via Palazzo, dove sarebbe stata aggredita e presa a calci addirittura una donna, questo tra le 2 e le 3 del mattino, orario in cui i bar dovrebbero essere chiusi. E stavamo discutendo ma sempre molto garbatamente, anche se un po' animatamente. Sono animata di natura io. Con l'assessore Paola Mar, l'assessore comunale Paola Mar, perché con i nostri ospiti, ovvero Fabrizio Coniglio, il presidente nazionale del comitato No Movida Selvaggia, e con Paolo Ticozzi, consigliere comunale del PD, che ho chiamato io per essere ospiti qui con noi durante questo collegamento, l'assessore Mar, venga qua, assessore. L'assessore Mar, che non è qui per un altro motivo, c'è una bellissima rievocazione che durerà 2 giorni a Mestre per la Mestre medievale, cominciata oggi e proseguirà anche domani, domenica, ecco, quindi era qui per questo motivo. Sì, no, ero qua. Lei era arrabbiata per questo collegamento? Perché? No, io non sono mai arrabbiata, io dico solo una cosa. Che è sempre difficile trovare l'equilibrio sulle cose, la bilanciatura, no? Perché se non ci sono locali, se lo spazio non è occupato, diventa facile preda di chi ha intenzione di delinquere. Se lo spazio è occupato, io non credo, perché voglio dire, se qualcuno ha esagerato, se è andato fuori orario, voi sapete che noi le deroghe al rumore non abbiamo deroghe al rumore e quindi i bar dovrebbero chiudere a una certa ora. Fatto sia che effettivamente se ci sono le sedie fuori, i ragazzi magari si trovano anche a dispetto dei bar chiusi e succede quello che ma il bar era aperto, però allora non va bene. Allora questo è su questo deve intervenire chi ha c'è una polizia municipale che si dedica al commercio, quindi voglio dire, non c'è problema. Sembra che questo bar sia stato segnalato più volte anche dagli stessi residenti che abitano nei paraggi, dicendo al comune, agli uffici competenti, dicendo che appunto transiterebbero e stazionerebbero persone poco raccomandabili. Col bar aperto fino alle 2-3 del mattino. Benissimo. Però ancora non sarebbe intervenuto nessuno così. Arrivo io che rompo le scatole. No, va bene, accolgo volentieri questa segnalazione e mi farò, come si dice, portatrice a chi di dovere, perché non posso essere assessore a tutto, sono assessore agli eventi e al patrimonio, ma secondo me, voglio dire, questa segnalazione va portata e vanno presi i provvedimenti del caso nei confronti di chi non rispetta le regole, come sempre. Su questo voi sapete che
per me è il principio primario, quindi ci siamo e adesso monto in macchina e do una telefonata. Va bene, grazie, bene. Assessore Mar, grazie, arrivederci, grazie. buongiorno. Ecco, quindi con le rassicurazioni dell'assessore Mar abbiamo anche stravolto quello che era il nostro collegamento iniziale, ma partendo da questo, quindi dall'aggressione violenta che ci sarebbe stata nella notte tra giovedì e venerdì in uno dei bar più volte segnalati agli uffici comunali, con l'aggressione ai danni di una donna, che non si sappiamo se abbia denunciato il fatto ancora o meno alle autorità competenti. Ripartiamo col collegamento e con quindi Fabrizio Coniglio, che giusto pochi giorni fa aveva fatto un pattugliamento in autonomia tra Venezia e Mestre e aveva verificato che effettivamente questo bar di cui stiamo parlando non rispetterebbe le norme. Allora, quello di cui ci rendiamo conto è che ci sono su 2000 pubblici esercizi tra Mestre e Venezia, ce ne sono circa 25 che sono ormai attenzionati, nomi e cognomi, la prefettura, la polizia locale sa tutto e chiaramente ci sono 25 che poi danno una cattiva impressione anche magari alla città. Ci sono centinaia di grandi e bravissimi professionisti che rendono viva la sera, perché ci ricordiamo che cos'era con il Covid, era una disperazione. Però ci sono questi che vanno puniti e verranno puniti. Se poi questa signora, io non conosco i termini della vicenda, farà denuncia, la questura è prontissima a chiudere il bar, se è del caso, e arrestare chi effettivamente ha fatto questa aggressione. Quello che mi preme sottolineare è che io ho cognizione di causa ben precisa, rappresentando 60 comitati in tutta Italia, e l'unico comune dove noi abbiamo un contatto continuo, costante con prefettura, questura e polizia locale è il comune di Venezia. Gli altri comuni, penso a Milano, Torino, Sala per esempio, dobbiamo fare delle cause civili. A Torino abbiamo già vinto, abbiamo vinto a Brescia, sono stato invitato addirittura nella perla del Medioevo che è Gubbio. Mestre ha queste casistiche, oggi via Poerio, via Manin, alcuni sestieri di Venezia, quindi sappiamo, Viale San Marco, sono punti che sono stati già ben spiegati e vi sottolineo che c'è un'attenzione totale. Chiediamo anche qualche telecamera in più e quindi siamo convinti che prima o poi chi getta il discredito sul settore dei pubblici esercizi cambierà sicuramente modus agendi e vivendi. Ecco, grazie Fabrizio Coniglio. Queste allora le rassicurazioni che ha avuto dal prefetto Darcopellos, visto che si è incontrato con lui l'altro giorno, giusto 24 ore fa, corretto? Sì. Giovedì, quindi 2 giorni fa. E invece con Paolo Ticozzi torna sempre più prepotentemente l'idea anche del sindaco notturno, la sua proposta. Sì, esattamente, in tante grandi città estere soprattutto, ma adesso anche alcune italiane, tra cui Bologna, è stata attivata e Trento la figura del sindaco della notte. Il sindaco della notte è una figura specifica dell'amministrazione dedicata al tema della notte, per cui alla gestione da un lato della vita notturna e delle economie notturne, dall'altro anche quello dei trasporti e della sicurezza notturna, perché serve una persona focalizzata. Le competenze sono varie, frastagliate e non c'è uno sguardo d'insieme, come vediamo anche nella gestione della nostra città per quanto riguarda la notte. Episodi come quello che è stato raccontato sono sicuramente molto negativi e spiacevoli, ma si verificano anche perché non ci sono i luoghi adatti per il divertimento notturno. Questa città, anche nell'idea del centrodestra, verrà sempre più imbottita di studenti col progetto Città Campus, in cui verranno raddoppiati gli studenti universitari in città, e dall'altro però mancano gli spazi di aggregazione, gli spazi di divertimento in cui le persone possono ritrovarsi e divertirsi senza infastidire il vicinato. Anche lì il sindaco della notte potrebbe, dove non ci sono già questi spazi, da un lato agevolarne la nascita, dall'altro ancora andare a attivare delle azioni di mediazione fra il vicinato, i residenti e gli avventori che si potrebbero concretizzare dagli steward che vanno a controllare il territorio a dei bandi, delle agevolazioni per quanto riguarda l'insonorizzazione dei locali, a una gestione più corretta degli spazi e dei tempi.
Grazie a Paolo Ticozzi, consigliere comunale di opposizione del PD. Ultima battuta con Francesca, una battuta soltanto con Fabrizio Coniglio. A proposito degli steward a cui faceva riferimento Paolo Ticozzi, sono arrivate altre rassicurazioni del prefetto in merito a dei controlli specifici, cioè dei baschi verdi? Allora l'ho chiesto io di muovere i baschi grigi, verdi, Guardia di Finanza, perché siamo sicuri che durante queste notti di scontrini ne girino pochi. Allora il PIL italiano si può anche aiutare a risolvere con dei controlli notturni. Vediamo tanti giovani minorenni con un bicchiere di alcol in mano, è una legge nazionale. Quindi lo stesso bar può incorrere in gravissime sanzioni e noi auspichiamo proprio che la Guardia di Finanza, oltre agli steward, sono molto più efficaci loro, vi garantisco, quando fanno controlli a tappeto anche in queste zone che noi segnaliamo. Benissimo, grazie allora ai nostri ospiti con queste notizie veramente tante fornite in diretta da Mestre, da Via Palazzo e tutto, con le immagini di Simone Merlo. Grazie ai nostri ospiti, ti restituisco la linea, Francesca. Grazie alla nostra Anna Maria. Allora noi ci fermiamo pochi secondi, poi subito in collegamento per parlare di agricoltura a Farra di Soligo, quindi restiamo nella Marca con il nostro Lucio Zanato e ancora tante altre notizie. A tra poco. Antena 3 Nord-Est ancora, buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione di sabato 20 aprile. Andiamo avanti con la cronaca, avete visto il collegamento con la nostra Valentina Visentina. Oggi il giorno del funerale di Adriano Scandellari, una delle 7 vittime della tragedia di Suviana nel Bolognese, e poi il tema delle multe in autovelox approvati ma non omologati, quelli della tangenziale di Treviso con il nostro Christian Arboit, la sicurezza con i collegamenti di Anna Maria Parisi e Daniele Garbina. Tra poco ci collegheremo con il nostro Lucio Zanato, ma intanto altre notizie di cronaca della giornata. Andiamo a Padova con l'arresto di un 25enne che prendeva a bastonate e cinghiate l'ex compagna. Vediamo. È stato lui stesso nel cuore della notte a chiamare il 113 dicendo che c'era una persona molesta che non voleva andarsene da casa sua, ma quando la volante della questura è arrivata in via Minio nel quartiere Arcella ha trovato un uomo, un 25enne italiano, all'interno della sua abitazione, mentre in auto terrorizzata c'era una sua coetanea che agli agenti ha raccontato di essere stata aggredita a bastonate e cinghiate proprio dal 25enne. La giovane ha detto in lacrime ai poliziotti di essere andata dal suo ex per trascorrere la serata insieme nonostante la loro relazione fosse finita da tempo, ma lui, non gradendo la sua presenza, l'ha prima offesa e poi aggredita, tirandole i capelli, mordendole la mano, colpendola al volto e picchiandola con un bastone in alluminio e poi con una cinghia, e infine l'ha minacciata con un coltello. Impaurita la donna è fuggita, rifugiandosi in auto, spaventata e ferita. La ragazza è stata portata in ospedale con un'ambulanza. Il 25enne invece è stato arrestato per maltrattamenti all'ex compagna e si trova ora ai domiciliari. Nel 2023 era già stato colpito dall'allontanamento dalla casa familiare perché aveva minacciato il padre con un coltello. Incidente stradale in Corso Palladio che ha provocato danni materiali, un miracolo però che nessuna persona sia rimasta coinvolta e dunque ferita. Poteva essere una tragedia? Assolutamente sì. Perché comunque un passeggino, una mamma con un passeggino, una persona anziana poteva veramente fargli del male. Ore 12, il via vai di persone in Corso Palladio è decisamente vivace a quell'ora. Un grosso furgone parcheggiato, sfuggito al controllo dell'autista, prende vita e percorre una 50 di metri autonomamente. Miracolosamente non investe nessuno e si ferma violentemente contro una vetrina di un negozio, sfondandola. Ho sentito un forte boato e mi sono avvicinata alla vetrina e ho visto che il furgone era entrato nel vetro e basta. Mi sono un attimino preoccupata che non fosse successo qualcosa a delle persone sul marciapiede, però in realtà anche il conducente non era nel furgone, cosa stranissima, pensavo fosse stato un malore e in realtà non aveva messo il freno a mano, per cui il furgone è venuto avanti da solo. Sul posto una pattuglia della polizia locale per i rilievi e accertare la dinamica dell'accaduto. Quello che sorprende tutti è che nessuno si è fortunatamente
veramente fatto male. Un furgone di quelle dimensioni poteva creare grossi guai. È andato a fare la consegna, soltanto che dopo è venuto giù dritto senza conducente e aveva inserito la marcia, ha scaricato il furgone, si è sganciata la marcia e il furgone ha preso il via. No, nessuno è stato coinvolto e non c'erano né passeggini né bambini, e questo mi ha rincuorato, perché di solito si fermano sulla vetrina per osservarla e invece... L'edilizia scolastica, siamo a Treviso, investiti dalla provincia quasi 17 milioni di euro in interventi per il miglioramento delle scuole superiori in città. Intanto l'amministrazione pensa agli accorpamenti delle classi per il prossimo anno scolastico, e qui torna purtroppo il tema del calo demografico. Vedere delle scuole aperte con 1/2 classi francamente è abbastanza immorale anche da un punto di vista della gestione dei costi. Siamo perfettamente consapevoli che entriamo nella sfera delle abitudini delle famiglie, che molte volte scelgono anche dove andare ad abitare in base ai servizi del quartiere, e quindi avremo tutti gli accorgimenti, le attenzioni e la sensibilità necessaria per riuscire a riorganizzare i plessi scolastici senza creare troppi disagi alle famiglie. Non più un'ipotesi ma una realtà. La denatalità si fa sentire e secondo le stime a settembre il numero di bambini iscritti alle classi prime saranno in netto calo, motivo che spingerà l'amministrazione a trovare degli accordi con gli istituti e i dirigenti scolastici per studiare come intervenire negli accorpamenti. Ma se da un lato il problema della denatalità colpisce le scuole primarie, dall'altro la provincia sta mettendo in atto diversi interventi sulle scuole superiori del territorio. 7 sono gli interventi, fra quelli in corso e quelli in programmazione, per un importo da 17 milioni circa, che vedranno il primo polo scolastico della provincia di Treviso e quello del capoluogo essere efficientati energeticamente. Messa in sicurezza degli edifici, ampliamenti, miglioramento della classe energetica, spazi rinnovati, più comodi, efficienti e adatti alle esigenze delle nuove generazioni. Sono questi gli interventi della provincia di Treviso sulla sede del liceo artistico, la nuova succursale del Canova, le palestre del Da Vinci e del Ricatti Luzzati, le manutenzioni al Duca degli Abruzzi e al Palladio. Un investimento di quasi 17 milioni di euro, di cui circa 14.000 da risorse PNRR. Resta aperto invece il nodo dell'Istituto Scarpa di Oderzo. Poche settimane fa la protesta di studenti e docenti che in Piazza Grande avevano svolto un'assemblea pubblica avente come fulcro la richiesta di una sede confacente ai propri bisogni. Intanto la provincia, grazie ad un terreno messo a disposizione dal comune, ha candidato lo Scarpa ad ottenere dei fondi, circa 400.000 euro, per la progettazione al Ministero dell'Istruzione. Stiamo dialogando per edificare una scuola nuova che, ricordo, abbiamo candidato in emergenza anche su un bando regionale, ammessa in graduatoria non finanziata perché non c'erano i fondi e non ci sono attualmente i fondi necessari, però ribadisco, è una sfida anche questa che stiamo affrontando. Apriamo una pagina su Venezia. Ancora una volta l'acqua del Canal Grande si colora di rosso e verde fluo. Vediamo cosa è successo. Rosso e verde fluo. Nel primo pomeriggio il Canal Grande era così. Si tratterebbe di un'azione, non è la prima, degli attivisti di Extinction Rebellion. Il colorante, ancora da stabilire se innocuo o meno, è stato versato da un vaporetto della linea 1 proveniente dalla fermata del Giglio, diretto verso l'Accademia, dove poi la polizia l'ha fatto fermare per bloccare i responsabili. 2 turisti francesi che probabilmente hanno approfittato del richiamo mediatico esercitato in questi giorni dalla Biennale d'Arte. Non è la prima volta che l'acqua nel Canal Grande cambia colore così. Un altro episodio risale a maggio 2023, quando di domenica mattina una grossa chiazza verde fluo è comparsa all'altezza del ponte di Rialto, per poi espandersi nei canali vicini. Si trattava di fluoresceina, un colorante in polvere solitamente utilizzato come tracciante nelle fognature. Un terzo episodio a dicembre 2023, sempre per mano di Extinction Rebellion, che oltre a Venezia agì in altre città per denunciare quello che definirono il fallimento della leadership mondiale nell'affrontare la crisi climatica. Azioni però fine a se stesse, secondo uno dei cittadini più attivi nella protezione della città. Diciamo che è un altro uso della città, come tanti la usano per tante altre cose, per i propri scopi. Ma capisco che tecnicamente Venezia si presta a questo. Se vogliono fare delle proteste, che le facciano in modo diverso, che creino dei tavoli di discussione e portino la protesta in altri livelli, a un livello successivo, ecco, perché
Ok, abbiamo capito che fate il blitz, ne parlano tutti, andiamo sui giornali, sì, bello, però bisogna che comincino un po' a concretizzare un po' l'azione. E tema veneziano torniamo a parlare del ticket di ingresso. Il movimento Venezia dice no al ticket di ingresso, si sta mobilitando, l'assemblea pubblica è fissata per il 23 di aprile e poi una manifestazione il 25 aprile in Piazzale Roma con l'obiettivo di portare avanti la voce del dissenso contro il ticket. Le voci del no al ticket d'accesso si fanno sempre più forti a Venezia, con una serie di iniziative volte ad opporsi alla sperimentazione del contributo voluto dal Comune. Durante una conferenza stampa presso Ca' Farsetti sono state presentate dall'opposizione le prossime azioni del fronte anti-ticket. Il 23 aprile alle 17:30 presso la Sala San Leonardo si terrà un'assemblea pubblica per discutere delle criticità e offrire risposte anche dal punto di vista legale a coloro che intendono opporsi alla misura. Promossa da varie realtà cittadine, tra cui comitati, associazioni e liste civiche, l'assemblea sarà un momento di riflessione aperto a tutti i cittadini. In cui parlare del contributo d'accesso e preparare il 25, la manifestazione del 25, ma soprattutto che cosa fare di fronte a chi ti dovrà chiedere ma che cosa fai qui a Venezia, mi fai vedere la tua carta d'identità, ecco tutto questo per noi è intollerabile e è improponibile per una città libera, aperta come deve essere Venezia. Non merita questa città questo provvedimento e metteremo in atto tutte le azioni non violente, pacifiche e corrette per evitare che questa scure sui veneziani venga a cadere. Allora c'è il ministro Sangiuliano che è intervenuto sul caso del padiglione Israele. La Biennale, sapete, ha aperto ma il padiglione Israele resta chiuso. Sangiuliano ha dichiarato la libertà sarà sempre garantita agli artisti. Questa è la dichiarazione del ministro alla cultura in chiusura della consegna dei Leoni d'Oro questa mattina alla Biennale. Il ministro ha ringraziato gli artisti per la passione, l'impegno, la dedizione che ci mettono. Costruiscono ciò che tra 100-200 anni sarà ricordato come il nostro tempo. E restiamo a Venezia perché c'è stato un momento di tensione tra il sindaco Luigi Brugnaro e l'autore dell'installazione al padiglione Italia, avvenuto nel pomeriggio di ieri nel corso della visita inaugurale alla presenza appunto del ministro. Il sindaco, seduto vicino al ministro e ai curatori, ha spruzzato a mo' di scherzo un po' d'acqua contenuta nel bacino centrale dell'opera, suscitando però la reazione di Massimo Bartolini, autore della struttura, che lo ha invitato ad avere maggiore rispetto per l'opera d'arte. Eccolo qui, vedete il ministro intanto inquadrato. Allora dallo spruzzo d'acqua al rimprovero dell'autore sentiamo le parole dei protagonisti di questa vicenda. Sul padiglione, l'ho visto adesso, sono sincero, a me non è piaciuto, però non vuol dire questo che sia per forza un attacco all'arte. Credo che l'arte più si discute, più ci sia anche gioia nel vedere le cose, nel partecipare. Ho visto l'artista che si è arrabbiato perché ho fatto uno schizzo d'acqua, dice che era rispettoso rispetto alla scultura. Io l'ho lasciato parlare, credo che però forse qualcun altro, magari qualche bambino, potrebbe mettere la mano nell'acqua, non è una cosa così grave. Partecipare, visto che si vuole usare, si usano i tubi innocenti, bisogna rendersi conto anche di quello che si fa. Ma io sono molto per il figurativo, spero che riusciremo magari un domani ad avere un padiglione in Italia con magari più artisti. Questo lo decide il Ministero. Lo so, purtroppo io dico sempre da quello che penso e continuerò a dirlo. Questa è una città libera ed è giusto anche accettare i fischi se non siete d'accordo, però penso che sia bello anche che ci sia qualcuno che dica la verità. Ecco, accettare i fischi come sto accettando io sarebbe bello che li accettassero anche altri. E allora l'arte deve essere discussione. Allora, dopo queste immagini e i fischi che avete sentito, andiamo a vedere un'altra immagine, quella dell'inaugurazione del padiglione Vaticano alla presenza del ministro Nordio.
Una delegazione di ben 3 ministri ha inaugurato questa mattina il padiglione Vaticano al carcere femminile della Giudecca. A guidare la delegazione il ministro della giustizia veneto Carlo Nordio, insieme a quello ai beni culturali Gennaro San Giuliano e al ministro portoghese alla cultura. Presenti anche il sindaco Luigi Brugnaro, il patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia e il prefetto Darco Pellos, insieme a tante autorità. Quello che deve essere il rapporto tra giustizia, tra arte e fede, visto che oggi siamo ospiti tra l'altro della Santa Sede. Ho già detto e ripetuto che questi 3 valori non devono entrare in conflitto tra di loro, ma devono essere coniugati sotto il segno anche della razionalità, perché l'aspetto rieducativo della pena ubbidisce non soltanto a criteri costituzionali, ma ubbidisce anche a criteri etici, a criteri religiosi e tutto sommato anche a criteri utilitaristici. La redenzione, la rieducazione di chi ha espiato la pena è un obiettivo che noi ci proponiamo, anche perché il detenuto che esca rieducato, o meglio già in possesso per esempio di una capacità lavorativa e anche di un lavoro che gli venga offerto come noi stiamo lavorando ora. Un'idea concretizzata dal prefetto alla cultura e all'educazione del Dicastero Vaticano, cardinale José Tolentino. Una gioia enorme, questo giorno di festa, di apertura ci collega alla domenica prossima del 28, quando avremo il Santo Padre che arriverà anche a questa comunità carceraria femminile dell'isola Giudecca. Vi raccontiamo un'altra storia, in qualche modo ve ne stiamo parlando in questi giorni, la polemica nata a Padova per il posizionamento di una statua dell'Alpino con il fucile in mano. Siamo in piazza Tito Livio, il vice sindaco Andrea Michalizzi risponde: gli alpini sono simbolo di una generazione che ha combattuto la guerra e desiderano la pace. La città di Padova onora una promessa con la statua dell'Alpino che sarà posizionata al Parco Tito Livio. Un grazie per il loro infaticabile spirito di servizio, così ha spiegato il sindaco Giordani, che 4 anni fa, al termine delle celebrazioni per la fine della Grande Guerra, si impegnò con la sezione ANA di Padova. Questo ribadisce anche il vice sindaco Andrea Michalizzi. La nostra comunità è amica degli alpini e nel suo centenario la città di Padova, così come esiste anche in tante altre città d'Italia, gli dedica una statua. Gli alpini sono anche il simbolo di una generazione che ha combattuto una guerra anche contro la loro volontà, e oggi rappresentano il dramma di una generazione che ha affrontato la guerra, quindi tema anche attuale rispetto ai conflitti che ci sono oggi. In questo senso gli alpini sono testimoni di pace e che è richiamata forte nei suoi valori. La statua non è ancora ultimata, ma il bronzo realizzato dallo scultore padovano Ettore Greco è un omaggio all'alpino e alla sua storia, con il fucile e l'elmetto a terra. Assessore alla protezione civile impegnato nella gestione delle emergenze in città, il vice sindaco ricorda quale valore abbia la presenza degli alpini nei momenti critici per Padova e i suoi cittadini. Oggi gli alpini non sono solo memoria, sono anche un impegno civile di solidarietà, di aiuto, di sostegno che danno alla nostra comunità. La protezione civile è uno dei loro, come dire, delle immagini dell'alpino impegnato nelle situazioni di difficoltà. Noi siamo grati e rendiamo omaggio a queste persone che instancabilmente sono sempre presenti nei momenti di bisogno. Allora noi andiamo in pubblicità, si andrà avanti ovviamente a parlare di questa statua dell'Alpino che dovrà essere posizionata a Padova, al rientro con Advar, con la Padova Marathon che si corre domani, poi parleremo anche della Run for Children, spazio alla solidarietà, vi aspetto.
Eccoci, prima edizione, buongiorno, ben ritrovati, un passaggio con la cronaca della giornata, avete visto, l'abbiamo fatto con il nostro Christian Arboit per il tema degli autovelox in tangenziale a Treviso, poi il funerale oggi di Adriano Scandellari a Ponte San Nicolò, una delle 7 vittime della tragedia di Suviana. Apriamo ora invece una pagina dedicata alla solidarietà, sapete che il nostro Veneto è terra solidale, di grande volontariato, il volontariato è una grande forza e in qualche modo si esprime sul territorio anche organizzando e gestendo tantissime iniziative che ci permettono insomma di poter contribuire anche alla salute degli altri. Vi presento Giovanna Zuccoli di Advar qui con noi. Buongiorno Giovanna. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Giovanna gestisce, coordina tutte le iniziative che Advar propone al pubblico per raccogliere fondi ed aiutare l'hospice, la Casa dei Gelsi, che è un po' come dire l'ultimo miglio, no, della vita delle persone, la Casa dei Gelsi, ed è un posto in cui si riesce sempre a trovare accoglienza, amore, anche di fronte a contesti di grande sofferenza. Allora Giovanna, poi parleremo anche della Padova Marathon che si corre domani, ma ne parleremo tra poco. Partiamo un po' con il ricordare chi è Advar, che tra l'altro ha anche come dire, alle proprie spalle un compleanno importante. Certo, buongiorno a tutti. Advar, Casa dei Gelsi, assiste le persone che, come diceva appunto Anna, hanno più bisogno di essere accompagnate perché attraversano il periodo più complesso della loro vita, quindi nella fase finale, quando proprio si ha bisogno di tutte le cure, l'assistenza, sia di professionisti che di volontari che di amici che di cari, per appunto vivere fino all'ultimo istante, noi diciamo sempre, la vita con grande dignità. Ed è questo appunto che facciamo all'hospice Casa dei Gelsi, dove ci sono 18 stanze, e anche a domicilio, perché l'Advar assiste le persone anche a casa propria. Noi abbiamo quindi 18 posti per poter assistere le persone e le loro famiglie, mentre a domicilio riusciamo a seguire circa 60 famiglie, nuclei familiari, diciamo sempre, contemporaneamente. L'Advar inoltre ha il servizio Rimanere Insieme, che si occupa proprio di ritornare, diciamo noi, alla vita, di aiutare e accompagnare a ritornare alla vita le persone che hanno subito una perdita, che possono essere persone anziane, ma possono essere anche dei giovani. Noi spesso andiamo anche nelle scuole, perché sempre più spesso purtroppo ci chiamano per appunto aiutare gli insegnanti, i compagni, gli amici di anche giovani, e purtroppo succede alle volte anche che la causa sia un suicidio. Ah, ecco, vedi Giovanna, intanto stiamo vedendo le immagini, alcune immagini che le nostre telecamere hanno raccolto. Allora avete visto, Advar agisce su più fronti, no? Per le persone che appunto stanno affrontando una malattia, che è una malattia sempre molto grave, ma anche e soprattutto il sostegno e l'aiuto dei familiari, perché quando c'è una malattia così grave a soffrire sono tutti, sia chi come dire, la porta con sé, ma anche le persone che stanno attorno, e spesso questo aiuto, questo sostegno, ma anche la presenza di Advar è un grandissimo sollievo per i familiari. Sì, assolutamente, dicevi benissimo i familiari, no? Noi quando parliamo di assistenza non diciamo mai ad una persona, ma sempre al nucleo familiare, perché talvolta è più complicato, ci raccontano le psicologhe, seguire appunto i familiari che sono attorno alla persona che viene all'hospice oppure che deve essere seguita a casa, che forse alle volte è anche un po' più complicato addirittura, perché è veramente un lavoro grande, perché ovviamente quando una persona sta male e sta male in fase terminale, ovviamente coinvolge tutta la famiglia. Se poi è anche una persona giovane, magari con dei bambini, allora quello diventa veramente un percorso da accompagnare con grande attenzione. E infatti noi abbiamo, per seguire i nostri pazienti, noi li chiamiamo persone sempre, noi i nostri ospiti della Casa dei Gelsi e le persone che andiamo ovviamente a seguire a casa. Ecco, abbiamo un'equipe veramente di alta qualità. Le immagini che stiamo vedendo, Giovanna, sono quelle dell'inaugurazione, no? Della nuova... Cosa stiamo vedendo? Così ci aiuti a tradurre. Sì, questo avevate fatto un bellissimo servizio sui 30 anni dell'Advar, nata nel 1988,
E questo appunto avevamo fatto un bellissimo servizio, era venuto Zai, erano venuti insomma i vari rappresentanti del territorio e c'eravate anche voi, è stata una bellissima festa perché appunto abbiamo festeggiato questa attività dell'Advar sul territorio. Advar che ricordiamo, perdonami Giovanna, nasce dalla volontà di Anna Mancini che in famiglia, no, il marito, un noto medico, si era ammalato e è stata proprio Anna con la propria forza a voler, come dire, diffondere l'aiuto che lei aveva ricevuto anche a tantissime altre persone ammalate, persone che lo stesso marito di Anna curava. Bravissima, nel 1988 è nata l'Advar, infatti da questa situazione veramente tragica il marito della nostra presidente Anna Mancini Rizzotti è morto a 49 anni di tumore alla prostata, per il quale curava proprio le persone, lui era chirurgo e si è trovato improvvisamente dall'altra parte, no? E si è accorto che non c'era veramente un'assistenza, un accompagnamento, non c'era nulla per supportare queste persone e le loro famiglie e da lì allora, dal garage diciamo sempre della casa in centro della nostra presidente, hanno cominciato appunto lei ed alcuni amici intimi che sono ancora adesso parte dell'Advar, sono i membri fondatori, hanno cominciato appunto ad andare nelle case ad aiutare le persone. Da lì siamo arrivati ad oggi ad avere l'hospice di 18 stanze che poi sono stanze ma in realtà sono dei piccoli monolocali perché hanno dei bagni grandissimi e tutti hanno un terrazzino se sono al primo piano oppure un giardino se sono al piano terra e dall'altra parte c'è sempre la porta che si apre sempre sul verde. Quindi una luce che entra sempre, no? Sì. Una primavera che sta entrando anche in questo momento. Allora io chiedo alla regia di far vedere questa locandina che sto inquadrando qui sul mio computer, ma poi in realtà ce l'abbiamo anche qui, ce l'ho in mano, la corro con te, perché ovviamente Advar per portare avanti questa grande azione di amore verso il prossimo deve trovare anche i fondi, insomma, perché si vive di volontariato ma non solo, e per trovare questi fondi tante sono, oltre al 5 per 1000 ricordiamolo che c'è, tante sono le iniziative che Advar mette in piedi per sostenere l'operato. Allora la corro con te, partiamo da questa, il 31 di maggio. Il 31 di maggio abbiamo la corro con te, ma io faccio un passo indietro, sì. Anna, perché voi conoscete tutti la marcia, no, dell'Advar, certo. Da sempre, ogni anno ad ottobre portiamo in piazza dal centro di Treviso fino all'hospice appunto la popolazione perché ricorda un giorno appunto chi soffre, no? E questa la marcia è parte della storia dell'Advar e ci sarà sempre, ma quest'anno abbiamo pensato appunto di proporre la corro con te perché ce l'hanno richiesto, perché ci sono anche molti dei nostri che hanno piacere di mettersi in gioco e perché vuole essere non una gara per vincere ma veramente un partecipare. Il titolo La corro con te proprio lo esprime perfettamente, no? Perché le mie colleghe, Barbara, Roberta, Antonio del marketing hanno preparato la pettorina, no? Che metteremo, che attaccheremo davanti a noi. Vediamo, e sopra, eccola lì, eccola qua, ce l'ho, se me l'hanno data, l'ho chiesta ieri. Ecco, e qui sopra scriveremo il nome della persona con cui noi vorremmo idealmente correre. Può essere il fratellino che è rimasto a casa perché non aveva voglia magari di correre, oppure io per esempio correrò scritta su questo fogliettino perché ho male a un piede e li aspetterò poi al traguardo. Oppure si può scrivere il nome di una persona che non c'è più. Oppure stavo dicendo appunto il nome di una persona che non c'è più che però è sempre qui con noi. E questo ecco abbiamo deciso di farlo, ci si può iscrivere online oppure telefonando all'Advar ed è un modo appunto sempre per ricordare, per stare con le persone, un modo di relazione e comunque anche per sostenere l'Advar, perché l'Advar, come dicevi Anna, ha bisogno di sostegno. Pensa che solo 1/3 dei nostri costi è coperto dalla convenzione con l'US2 Marca Trevigiana e solo il 37%, per tutto il resto siamo qui anche ad Antenna 3 per ringraziare i cittadini che ci sostengono col 5 per 1000, con i lasciti. Il prossimo mese abbiamo anche un progetto bellissimo da 4 anni, lo stiamo portando avanti col Consiglio Notarile di Treviso, il quale mette a disposizione i propri notai gratuitamente negli spazi della struttura dell'hospice
per fornire informazioni appunto sui lasciti, come funzionano i lasciti testamentari solidali. L'ADVAR lascia assoluta libertà, si può prenotare lasciando un nome di fantasia nell'assoluto anonimato, quindi è proprio un servizio per capire come fare, perché ovviamente tutti noi pensiamo ai nostri cari, ai nostri figli, ai nostri parenti, ma loro sono appunto gli eredi legittimi, no? Come ci insegnano i notai, ma ovviamente noi magari una quota, una parte del nostro patrimonio possiamo pensare di dedicarla invece a delle associazioni, come può essere l'ADVAR, ma possono essere anche altre, che comunque nel tempo portano avanti quello che tu nella tua vita hai deciso sia importante per aiutare la cittadinanza. Allora Giovanna, la blocco perché mi dicono che è collegato Stefano Bellon con noi, secondo ospite, come dire, in rappresentanza della migliore vita possibile. Anche lei Bellon, un dottore. Buongiorno Stefano, grazie per essere con noi. Allora noi con la presenza di Stefano Bellon invece vogliamo andare a Padova e lanciare la Padova Marathon, che si corre ancora una volta, si corre domani. A quanti iscritti siamo arrivati e soprattutto per chi si corre? Grazie molte del vostro invito e della vostra partecipazione e della vostra sensibilità. Domani si corre la seconda puntata, la seconda edizione di Fiato e Cuore, uno slogan che mette insieme 10 associazioni che ruotano intorno alle cure palliative pediatriche, quindi siamo un po' prima anagraficamente parlando di quello che abbiamo sentito adesso, e per adesso siamo a oltre 500 iscritti e vorremmo superare il numero degli iscritti dell'anno scorso, che sono stati più di 1000, circa 1100. E per chi corriamo? Corriamo appunto per sostenere in maniera importante la sensibilizzazione verso le cure palliative pediatriche e in più, visto e considerato che Padova, in Veneto, ha il primo hospice pediatrico d'Italia, corriamo anche per strutturare e realizzare il nuovo hospice pediatrico del Veneto con una dotazione di posti letto decisamente superiore, da 4 a 12, per riuscire a dare risposte sempre più precise e sempre più accoglienti e assistenziali alle necessità dei nostri ragazzi. Allora Stefano, la migliore vita possibile, i ragazzi che stanno soffrendo la grande battaglia della città di Padova, e non solo, c'è anche l'università. Leggo qui, è arrivato il comunicato stampa da poco, l'università di Padova fa 150, domani ci sarà anche la rettrice Daniela Mapelli a correre con altre 150 persone tra personale e studenti dell'università di Padova. E poi c'è il grande abbraccio della città, davvero Padova è con voi, ma noi siamo anche qui per chiamare tutto il Veneto a correre domani. Che cosa bisogna fare per questa iscrizione all'ultimo minuto? Ma per l'iscrizione all'ultimo minuto basta collegarsi sul nostro sito web lamigliorvitapossibile.it, abbiamo la locandina dedicata appunto a Fiato e Cuore, e di poi seguire le varie istruzioni per poter avere la maglietta, il pettorale e partecipare alla manifestazione, alla grande fotografia che tutti quanti faremo domani con tutti quanti presenti. Servono tante persone per tenere assieme, proprio come un grande abbraccio collettivo, i nostri ragazzi. In ultimissima battuta Stefano, la migliore vita possibile quando e come nasce? Nasce nel 2018, nasce come associazione, recentemente si è trasformata in fondazione, proprio con questi due scopi precisi: sensibilizzare sempre di più la popolazione verso le cure palliative pediatriche. Ricordo, non è il fine vita. Le cure palliative pediatriche, sembra un paradosso, ma sono proprio, come dice la nostra associazione, la possibilità di donare e dare la miglior vita possibile a chi in questo momento soffre di una malattia di cui non c'è cura. E quindi insomma, servono risorse economiche, ma soprattutto servono anche tanta cultura, tanta sensibilità per fare in modo che la gente possa capire che le cure palliative pediatriche sono vita. Pensate che i primissimi che sono stati accolti nel centro regionale delle cure palliative pediatriche, l'hospice pediatrico a Padova, ancora nel 2009, adesso parlano, i primissimi, chi ha 22-23 anni, parla di progettualità di vita indipendente.
quindi dei successi decisamente clamorosi, impensabili quando tutto questo è partito. So che Giovanna voleva dirle qualcosa, Giovanna, che è qui con noi di Advar. Sì, certo. Ecco, io dicevo cure palliative a Padova appunto per i bambini e da noi appunto per le persone più grandi. Io direi andiamo tutti domani a Padova, iscriviamoci tutti e poi il 31 maggio veniamo tutti a Treviso a correre insieme. Grande abbraccio. Volentieri. Correre con il Volentieri. cuore. Grazie Stefano Bellon, Grazie, un abbraccio a tutti, grazie. Arrivederci Stefano, arrivederci. Grazie. Allora noi abbiamo, sì, ce la facciamo a collegarci con il nostro Lucio Zanato da Fara di Soligo. Vi avevo anticipato prima il tema, quello ovviamente dell'agricoltura, importante incontro oggi. Lucio, siamo da te. Sì, buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, sono con Lorenzo Bruniera, presidente di Latteria di Soligo. Come vedi dal titolo, la cooperazione come risposta all'agricoltura, come futuro possibile dell'agricoltura. Perché? Perché Latteria di Soligo dal 1883, quindi 141 anni, è una società cooperativa e da 141 anni con il latte di fatto ha tenuto in piedi le colline del Prosecco, dobbiamo proprio dirlo, vero Presidente? E poi qui è a dimostrare che ancora oggi la cooperazione non solo è importante, ma anche da reddito. Sì, quelli che hanno inventato la cooperazione, quelli che l'hanno creata nel tempo del 1882 o 1883, perché quelli erano i punti di partenza, sono stati quei visionari che hanno visto che la gente se non si metteva assieme non poteva vincere. Ma credetemi che oggi non è cambiato, no, specialmente in un sistema sia italiano ma europeo, bisogna l'unità, è l'unico modo per dare forza ai piccoli produttori per poter riuscire a portare a casa del reddito, per portare a casa un valore aggiunto per riuscire a sostenere le proprie aziende. E questo va bene, ma come si fa ad andare d'accordo? Già quando si è in famiglia in due si fa baruffa, quando si è in cooperativa come si fa? È vero che quando dice che bisogna essere numero dispari che non arrivi a 3, però la cooperazione non è quando la cooperazione lavora bene, quando la cooperazione ha dei dividendi, io credo che la cosa diventi facile. L'importante è che nel tempo la cooperazione non deve mai abbassare la guardia, deve essere sempre un punto sia di riferimento dei soci ma anche di investimento da parte dei soci per creare forza, per creare innovazione assieme all'università. Non si può fermare, non è che il nome della cooperazione, con il nome della cooperazione è tutto a posto. La cooperativa è un'azienda che riesce a far crescere i propri dipendenti, perché dalla cooperazione sono nate anche delle aziende private, ma dalla cooperazione, l'innovazione di prodotti che ci sono nel territorio ce ne sono una miriade, basti guardare sia del vino, del prosecco, che poi ci sono tantissimi tipi di qualità, sia per quanto riguarda il settore lattiero caseario. Perciò la cooperazione è un gruppo di persone che si mette assieme per darsi forza, per crescere, per scambiarsi idee. Questa è la forza della cooperazione. Ecco, l'ultima battuta la diamo proprio invece in termini tecnici, visto che qui parliamo di agricoltura. Voi pagate 0,65 centesimi il litro di latte contro lo 0,40, pensa Anna, che è il latte spot, cioè che è il latte che entra in Italia per l'acquisto dall'estero. Ci rimettete di fatto, perché potreste acquistarlo così sul mercato guadagnando molto di più, invece lo fate per sostenere gli allevatori. Ma che senso ha che una cooperativa, la cooperativa non delocalizza, la cooperativa è del territorio. Noi dobbiamo, e questo è il messaggio alla politica, la cooperativa fa che il suo territorio sia forte e nel territorio vuol dire che ci vivono elettricisti, idraulici, camionisti e tutto. Questa è la forza. Quando un tempo sentivo che dicevano agli industriali andate a delocalizzare Romania o quant'altro, io dicevo se erano dementi. Oggi noi siamo del territorio, la forza è il territorio, la forza è l'area dove noi operiamo, perciò dagli allevatori e anche il consumatore è garantito dal nostro prodotto, non è un prodotto che viene da fuori che non si sa che cosa fare, è controllato, ha una forza che è enorme, ma la bontà che ha il prodotto. E poi sanno dove state di casa, per cui se il prodotto non è buono vengono a trovarvi a casa, giusto? Beh, ma sicuramente sì, ma possono venire all'interno dei nostri allevamenti per vedere come lavoriamo
lavoriamo perché amiamo i nostri animali, vogliamo bene ai nostri animali, viviamo assieme ai nostri animali e anche alla nostra terra, perché la amiamo la nostra terra e i nostri territori. Io credo che la forza, quello che ci hanno insegnato i nostri avi, dal Toniolo in avanti, Beato Toniolo in avanti, sia questo: credere nel nostro territorio, fare le cose bene, e noi siamo consapevoli che il nostro lavoro viene fatto per il consumatore, non è che viene fatto soltanto per pura redditività, lo facciamo perché noi abbiamo bisogno di redditività, noi abbiamo bisogno di investire, ma il consumatore deve avere un prodotto salubre, un prodotto di alta qualità. Grazie Anna, se non hai domande a te la linea. Grazie Lucio, ci teniamo ancora 5 minuti per parlare di solidarietà qui in studio. Grazie per il tuo collegamento da Farra di Soligo. In qualche modo è solidarietà anche questa, no? Sostenibilità e solidarietà, quella per dare lavoro agli agricoltori e agli allevatori del nostro territorio. Giovanna, con lei questi ultimi minuti, si parlava prima del 5 per 1000, che cosa riuscite voi a realizzare, ad esempio con il 5 per 1000 che arriva dalla gente? Certo, proprio la gente che noi, ecco, vi ringraziamo perché qui ci date voce, no? Per poter ringraziare i cittadini. Sono 18.000 firme, sono per 600.000 euro abbiamo ricevuto col 5 per 1000 e voi direte sembra tanto, no? In realtà pensate, noi con 600.000 euro copriamo il costo di circa 75 assistenze all'hospice oppure 150 a domicilio. Noi in un anno ospitiamo dai 300 ai 350 ospiti presso di noi, per cui pensate sono tanti, ma in realtà poi volano veramente velocemente, per cui quando parliamo di 5 per 1000 noi speriamo sempre che le persone ci aiutino, perché quello che noi chiediamo sempre è un aiuto continuativo, perché l'una tantum, ecco, sì, ci aiuta, però noi anche poco, però ecco, noi chiediamo sempre l'aiuto, no? Anche l'altra sera sono andata a un Lion Club, piuttosto che realizziamo concerti. Vi aspetto il 14 giugno, perché il grande violoncellista Mario Brunello con Maria Semeraro, una grande pianista, verranno a Sant'Eonisto. Però questo poi lo racconteremo più avanti. Poi c'è il territorio che si sta muovendo, noi racconteremo anche di un'altra iniziativa che parte proprio dai cittadini magari che hanno potuto conoscere la Casa dei Gelsi. C'è ad esempio un artigiano, un parrucchiere del Trevigiano, che nel giorno della festa della mamma apre le porte del suo negozio, quindi di domenica, e farà pieghe per tutte le donne, in ricordo di tutte le mamme, ma anche delle mamme che non ci sono più, come ad esempio insomma anche la sua. Quindi il territorio che si muove anche in questo senso, con il cuore per aiutare Advar. Certo, Nicola lo salutiamo, ma poi Nicola è uno dei veramente, possiamo dire, tanti nostri, no, amici che col cuore organizzano veramente tantissimi eventi, dalle conviviali. Abbiamo veramente, io le vorrei citare tutte, non ne cito neanche una perché non vorrei fare differenze, però sono veramente tante, le vedete sul nostro sito, e comunque ecco, loro stessi si promuovono, perché veramente organizzano concerti, delle conviviali, delle iniziative veramente interessantissime, e ringraziamo ovviamente adesso Nicola, ma ce ne sono veramente tanti, perché veramente questo vuol dire che la cittadinanza crede proprio nei nostri progetti, perché non sono nostri, ma sono di tutti, essendo gratuiti ed essendo rivolti a coloro che hanno bisogno degli altri in un momento veramente complesso della vita, che non vuole essere, che invece di renderlo più complesso noi lo rendiamo veramente degno di vivere. Pensate che all'hospice noi abbiamo, lo chiamiamo il salotto, veramente arredato con tanto gusto, perché noi diciamo sempre la bellezza è importante, aiuta, certo. Sì, non il lusso ma la bellezza. In un momento così complesso della propria esistenza si ha bisogno di bellezza a livello della struttura, si ha bisogno di calore da parte dei volontari, si ha bisogno di altissima professionalità da parte dei medici. Pensate che medici, infermieri, OS, psicologi, noi abbiamo un'equipe, perché con le cure palliative funzionano così, vengono proprio elargite da una equipe che comprende appunto tutti, perché magari il malato si apre, che ne so, in un certo momento più con il volontario, il quale riferisce all'equipe, e da lì magari si vede che cosa si ha bisogno, e poi ovviamente nulla da togliere al grande valore dei medici. Questo per dire quanto è importante mettere la persona al centro.
dentro, perché è la persona prima che arriva e poi togliamo il dolore, togliamo quello che non ci vuole per vivere dignitosamente. Grazie a Giovanna qui con noi per parlare e rappresentare l'Advar e tutte le persone insomma, che quotidianamente operano per il benessere degli altri e delle famiglie che stanno vivendo momenti di grande difficoltà. Giovanna, grazie per essere stata in nostra compagnia. Noi siamo in chiusura, dopo di noi torna una nuova puntata di Agricoltura e poi a seguire il film dal titolo Shanghai Surprise. Grazie a Giovanna Zuccoli per essere stata ancora con noi e a voi telespettatori. Buongiorno a tutti. Arrivederci, grazie per averci seguito. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Tempo in prevalenza buono, anche se continua il via vai di perturbazioni che coinvolgono marginalmente il nostro territorio e insiste l'afflusso di aria fredda responsabile di un raffreddamento piuttosto sensibile. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato 20 aprile evidenzia un ampio soleggiamento. Di pomeriggio tuttavia nuvolosità in aumento e non sono esclusi deboli piovaschi sparsi. Temperature stazionarie minime tra 3 e 8 gradi, massime tra 15 e 18 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole e cielo generalmente variabile con possibili rovesci sparsi nelle ore pomeridiane, specie sulle zone costiere. Temperature minime tra 2 e 8 gradi, massime sui 16-18 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà piuttosto soleggiato ma con locali nevicate sulle creste di confine. Temperature minime sui 6 gradi, massime intorno ai 17-18 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.